Siamo in live, siamo in live, dopo 5.000 anni siamo di nuovo in live, la 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 la. Siamo in live, siamo in live. Operazioni preliminari. Allora, ecco Francone, Francone per conti, sto aspettando una cessione che faccio dopo la prima giornata, quindi lasciami i conti, grazie. Ecco il Duca, ecco il piccolo Amedeo, ecco Gervasi, ecco Gabriele Corzani che forse è nuovo, perché non me lo ricordo. Adesso però vi saluto bene, che adesso sono un attimo dal PC, poi vado dal tablet. Raga, hanno vinto gli africani. Africa, campione del mondo. Sì, purtroppo, cioè, per fortuna sono contento che era cioè, visto che hanno vinto il mondiale solo sudamericane e europee, è bello vedere anche un altro continente vittorioso. È giusto, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Poi qua non è razzismo, ragazzi, semplicemente cose oggettive. Insomma, la Francia prima dei giocatori naturalizzati non ha vinto niente se non un europeo con Platini e dopo invece hanno vinto 2 mondiali, quindi insomma qualcosa vorrà pur dire. È giusto, non sto dicendo che sia sbagliato, però è vero. Mentre l'Italia con gli Orundi non ha mai fatto un cazzo, vedi. Cile 62, solo Camoranesi ce l'ha fatta, ma questa è un'altra storia, ragazzi. Adesso qua, operazioni preliminari completate, possiamo anche andare sul tablet. Allora, tablet. Il tablettone dei campioni, siamo contro uno del Liechtenstein. Allora, eccola qua, ho il diretta alle 8 su YouTube, benissimo. Ok, siamo già, mi sembra, in 17 porconi. Allora, eccolo qua. Allora, ciao, Mickey Gamer, ciao. 17 milioni. Posso dirti una cosa, Francone? Mi fai un favore da amico? Visto che di più non ce la faccio, me lo fai a 16 perché odio 17, o anche 16 e 5, grazie. Uno sconticino di 500.000 euro, solo per me, perché 17 mi stava proprio sul cazzo. Ok. Ciao John Cardei, bene, tutto alla grande. Allora, vediamo qua. Sono stanchino, ragazzi, ho fatto un po' di festa. Ho fatto anche una partitina a basket, sono fiacco. Ok. Aspetta un attimo, ragazzi, che vedo 2 o 3 robe. Ok. Scusate un attimo, tanto aspettiamo che arrivi un po' di gente. Ok. Ma quando è la partita? Vediamo un attimo quanto manca per la partita del OSM. Ciao il Brianzolo, ciao l'Isbeck. Ok, offro, ok, Francone, ok, grande Francone che mi dà conti, il mio unico idolo del Milan, che adesso va via anche Bonucci e Suso, che vanno a fare in culo a tutti. Che vanno a farselo sbattere in culo a tutti, scusate, un'ora manca, un'ora. Ciao Crick. Certi arrivano dopo perché arrivano dopo, non è colpa mia. Ci sarà la pausa. Il Tonio, ragazzi, che bell'uomo che è il Tonio. Manca un po' di gente, ma vabbè, Eyman arriva dopo, il presidente non lo so, il piccolo Agi anche lui non lo so. Io spero che non ci siano stati problemi con Agi sulla discussione, secondo me simpatica, sul discorso della Francia-Africa, ma io voglio bene a tutti, quindi, cioè, nel senso, io sono anche un po', mi chiamavano un po' lo sgarbi della situazione, io ho sempre portato come si dice, a provocazioni e tutto, però sempre col sorriso, perché il Cume così è un po' politico, lo sapete, il Cume, quindi ci sta, ma io voglio bene a tutti. Voglio bene a tutti, tranne che... vediamo... vediamo il primo che scrive. Tu. Grande Gervasi. Grazie Gaming, sono nuovo iscritto, grande vecchio. Ormai faccio un iscritto all'anno, quindi ci sta, insomma, ci sta, me lo godo, me lo godo. Tanto ne cominciamo con a giocare. Allora, siamo contro Ramiro Victor. Vediamo se è forte sto stronzo. Allora, caratteristiche. A livello di fisico, vabbè, sappiamo che tanti sono più forti di noi. Ha un buon servizio di piatto, ok.
Ha un buon dritto di piatto. Questo è forte con i piatti. Questo lavora in cucina. Però ha un servizio molto molto più forte. Siamo 349 del mondo, lui 2,92. C'era due ragazzi perché siamo in un torneo veramente con i controcoglioni. Ecco Terence. Ecco. Ciao Terence, ciao vecchio mio. Ma c'hai mai visto il grande mito? Che spazio un mito, ormai le sta castigando tutte le donne. Scusa un attimo la mia fanciulla. Ok, ok, ok. Lavoro in cucina perché? Scusa, i piatti? No, scusa. Cosa ho detto di male? Ladies and gentlemen, welcome to the second round men's match. Please welcome the players as they take to the court. Perché non sentite? Voi lo sentite l'audio? Eccolo qua. Eccolo qua. Impazzito api. Impazzito api. No, devo cambiare anche la cosa. Ma porca puttanona. Però non sento. Voi lo sentite il gioco? Grazie Api, il pazzo. The Crazy. The Crazy Api. A difficoltà pro, ok. Tutto a posto. Mostra indicatore obiettivo solo servizio. Ok, ok, pro. Però non sento l'audio. Ma perché? Ma perché? Ah no, ecco perché. Forse perché non ho... Ah, sono qua io. Sono un pirlone. Ok, adesso lo sento. Mi sentite voi? Ok. Torna il tararara. Vai Fioi. Però non ho messo... Era un po' che non gioco, raga, però sappiamo che sto gioco, oltre ad essere bellissimo, ci saranno molte live di... Ragazzi, non volevo dirvelo, però sono costretto, sarà un attimo, sarà un attimo bloccato il campionato col Venezia per un problema tecnico su PES. Però, insomma, prometto che... Ecco, vabbè, calma. No, avevo messo le casse della Logitech, quindi non potevo stare sul... No, cazzo, no. Bello. Buono questo, buono. No, 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 il Kume è best in the world. Il Kume. Devo prendere un po' la mano. Cerchiamo di andare di rovescio, questo qua è forte di rovescio, eh. No, che brutto. Che brutto, che brutto. Veneziano spacca tutto. Serve un ace. Out. Buono, buono, buono. Beh, il Gerva, ragazzi. Guarda che è un bellissimo ragazzo Gervasi, mamma mia. Cioè, è Rodolfo Valentino. Cioè, mamma mia. Meno ma che culo. Che culo. Comunque ringrazio ancora Api che è veramente il The Crazy Api. The Crazy Api. No, non è mai fallo, dai. Una bella palla corta. Mamma mia, delizioso come il pene di Terence. Mamma mia, vabbè, 1-0, teniamo il servizio. Qui in Argentina. Buono, buono, stiamo giocando benissimo. Controlliamo per sicurezza il livello che non si sa mai, che prima era pro. Ok, pro. Perfetto. Bravo Gerva, che è una patatina bella rosa. Vai. Guarda che delizia. Guarda che delizia. No, fuori. Proviamo il challenge.
challenging the pole on Ciao, the left Bianchini. near sideline. The Sì, di ball poco, ma è rolled fuori. out. The Ecco il receiver mister. has 2 challenges remaining. Ecco il 15 mister. all. Uff. Buono, buonissimo, buonissimo. 15 Cerchiamo 30. di breccarlo subito, ragazzi. Siamo in un torneo, diciamo, il più importante finora. Qui a Buenos Aires abbiamo vinto a Mosca finora e Zagabria. Sempre sulla terra rossa. Dovremmo che cambiare superficie però, perché... Out. No, prova il challenge Liechtenstein. The ball Fuori. rolled out. Out. The server Ciao, le has cadavra. 2 challenges remaining. 15 40. E godo, e godo, e godo. Buono, no! Bravo, sto bravo, devo fare il pallonetto. 30 40. Secondo breakpoint non sprechiamolo per non tornare far tornare Victor in partita in questo primo set. Che bello. Ciao, ciao, ciao. Prodezza degna di Bianchini prima del matrimonio. Gli ace non arrivano per il momento. Ma stiamo giocando un tennis veramente... Eh sì, Terence, ma stiamo veramente giocando un tennis straripante, eh? Ah, brutta questa. Un po' brutta, un po' brutta. Delizioso. Pallonetto, aia. La salva, ma no, non la salva. 30 No. Vabbè. Doppio fallo bruttissimo di veneziano. 30 15. Proviamo a effetto. Niente di questo. Col colpo del Kuma, il rovescio, così il colpo di veneziano. Questa è bella però. Sì. Bel colpo. Victor tenta un attimo di ribaltare la situazione. Ci prova Victor. No, mamma che culo. Dai che mi sono aperto il campo. Bye bye Victor. Come lo vedo Cristiano Ronaldo alla Juve. 40 30. Molto bene lo vedo. No. Dai che voglio chiudere il primo set così. Bellissimo. Grandissima vittoria del primo set. Stiamo giocando veramente dopo 6 minuti, raga. Come stiamo giocando bene. Poi devo cambiare la cosa, cazzo. La divisa. Buono, buono veneziano. Un come perfetto fino a questo momento. Mamma, questo è leggermente brutto, ma di poco. Bello sto servizio. Sappiamo che è un bel servizio piatto, è questo. No. Victor sta accelerando chiaramente dopo un brutto primo set. Calma piccolo Amedeo, calma piccolo Ame. Non diamogli il rovescio, ecco, appunto. Buono, yes! Questo è un bel colpo. Questo è un gran colpo. Ma dai, ma dai. Rischiamo di perdere il primo game della partita. Toh. Le risposte di veneziano hanno fatto la storia, cazzo. No, che brutta steccata. Brutta steccata questa. Advantage, Victor.
Come l'ha salvata qua Victor, ma è roba nostra, ci salviamo ancora. Errori gratuiti 5 per Victor, 6 per il talentissimo. Madonna, sto facendo delle palle corte con cui sto aprendo il campo molto bene. Qua bravo lui. Bravissimo qua Victor. Veramente complimenti a Victor. Bell'uomo anche Victor. Questo è un gran servizio, infatti mi sono aperto benissimo. Yes. Ma ho bisogno del... Voglio subito breccarlo ancora. Bellissimo. Dai che lo ribrecchiamo. Bravissimo Bianchini, ha ragione il mio coach. Il veneziano in grande spolvero fino a questo momento. Ci ha provato, è un rischio grosso. Bravo qua Victor. Victor sa che non, se perde questo game è quasi finita per lui. Merda. Che colpo fuori. Bruttissimo errore di Victor qua. Brutto l'errore di Victor. Ciao il furgoncino di gelati, che tenero il furgoncino. Bel servizio qua. Si gioca a Victor, si gioca a tutto in questo game a mio parere. Si gioca veramente tanto. Buono. Ok Amedeo. Se il piccolo Amedeo mi dice questo devo ascoltare il piccolo Amedeo. Secondo turno del torneo 250 di Buenos Aires, Argentina. Let's. Second serve. Mamma mia. È in difficoltà Victor comunque, anche tanta. Me l'ha servita ad effetto il porco. Bella risposta qua di veneziano. Belli colpo veramente da maestro. Dai, cosa fa il veneziano? Risulta così a caso. Adesso è sportivo il culo. Niente, anche il cubo impreciso adesso. Bello. Mamma mia quanto sbaglia Victor, è incredibile l'errore di Victor, sono incredibili. Victor veramente è un po' curioso. Cerchiamo di chiudere però, tanti breakpoint sprecati, il quinto in questo game. Eccolo il colpo del Kuma, yes! Finalmente. Ho fatto il più, adesso dovrei riuscire a portare a casa il match, teoricamente. Colpo di veneziano. La salva però, bravo Victor. Non è scarsissimo, so che sta sbagliando tanto. Ancora. Giocano sul velluto adesso. Niente, non arrivano ace oggi, per adesso. Bello. Prodezza. Yes. Quanti errori di Victor.
Ciao. Dai che stiamo chiudendo la partita veramente bene, ci stiamo stancando anche poco. Dopo 13 minuti. Serve per rimanere nel match, Victor. Yes. Gioca male questo Bianchini, sì, veramente un giocatore scandaloso. Ed è che sopra di me nel ranking, ma come sto giocando adesso? Questo è un bel salvataggio. No, la sbaglia anche questa. Errori gratuiti 10-9. Però i suoi sono leggermente più pesanti perché ho qualche punto in più. Ma proprio qualche. Come ci prova non era facile. Questo bello, questo è un bel colpo. Ogni tanto riesce anche lui a fare qualche colpo e questo è già insomma, è positivo per il povero Victor. Cioè non possiamo mangiarci sta partita, ragazzi. Cioè, non esiste. Brutto errore. Questo è un errore che non dovevo fare, però. Un errore che non mi piace. Un errore che non ci sta. Chiudila bene, bravissimo. Sono aperto molto bene il campo. Colpo del Cume che si apre il campo di qua. Vabbè. No, la salda. Ma la metto qua. Molto bene. Very good. Match point, primo match point. Questa però è bella. E la sbaglia clamorosamente. 3-0, 3-0. Distruggiamo Victor, voliamo al terzo turno in Argentina. Mamma che Cuba. Ciao, Victor. Ciao. Grande partita. Un attimo, solo scusate ragazzi. Che intanto il Cume deve anche scrivere. Adesso siamo contro Bico. Contro Bico, bandiera. Ecco, questa mi sfugge, ragazzi. Oddio. Questa in questo momento mi sfugge. Quella è Gibilterra. È Gibraltar. Non so, questa non me la ricordo. Un attimo, solo che controllo due cose. Ok. Ok. Togo? Come Togo? Ciao Romano Giangrosso. Speriamo siano tutte così. Intanto devo fare una roba però per dopo. Ok. Boh. Speriamo, cavolo. Questo è 69, questo è forte, questo è 68esimo del mondo, raga. Qua c'è bisogno di Bianchini, Qua c'è bisogno del Bianchi. Allora, caratteristiche potenti, a livello fisico è forte in tutto. Servizio micidiale top spin, quindi il peggiore che potesse capitarmi. Dritto mostruoso. Questo è forte, ragazzi. Questo è forte, Questo è forte. D'altronde è il numero 68 del mondo. Questa è un'impresa, ragazzi. Questa è la vera impresa. La Tonga, ok, mancava questo. Ok. Ai ai ai. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ma a livello di statistiche non ci stai, lo so. Ci proviamo, raga, ci proviamo. Tutto bene, Laziale Giampiccolo, tra meno di un'ora. Prima giornata dell'OMS Cup. Zoccolo duro. Come ce la può fare, speriamo. Ciao Dabbo.
Ladies and gentlemen, welcome Vai. to the third round men's match. Please welcome the players as they take to the court. Bico ha scelto il servizio. Ciao Jack Ram. Vediamo come batte, se è veramente un fenomeno, il buon Bico di Tonga. Vediamo quanto picchia questo. Intanto ne sbaglia una subito. Non lo so, Fede, finché ho voglia, finché non sono proprio stanco. Dopo ne aspettiamo i consigli di Bianchini. Già essere al terzo turno in un torneo così alla prima volta è una cosa meravigliosa. Mamma mia ragazzi, come picchia questo. Out, vai. Diciamo che dovrò fare comunque tornei anche quelli diciamo più scarsi soliti, perché devo andare su di classifica, Perché adesso vediamo quanto salgo qua, però la vedo duretta, dai, con calma, ci proviamo. Mamma che cattivo questo di Tonga, numero 68. Sì, di top è veramente una bestia. 40-15. Con questo il pallonetto non funziona forse. Non sbagliarmela così semplice. Dai, 1-0 ci sta, dai. È che oggi non ho il servizio. Devo picchiare anch'io. Buono. 15 love. Che culo. Si scusa per fortuna, ma... Questo era bello, cazzo. Secondo errore Kuma, stai calmo. 15-30. Stai calmo, relax Kuma, relax. Facciamolo correre, sì, l'unica. Che tiro, ragazzi. Questo non lo vediamo tanto, però... Subito breccata di Bicco. Ah, questo sembrava ace. La mia giocata è... Questo non è scarso, Guarda come si apre il campo, ciao. Guarda come esulta, raga. 2-0, Bicco, primo set. Va bene, va bene, va bene. Buono. Pian pianino. Quindi devi fare un torneo futuro e magari un torneo così. Adesso vediamo. Non è capire, però concentriamoci qua. I pallonetti non funzionano con questo, Buono, buonissimo questo. Sì, faccio esperienza, mister. Oh. Però Ivan Antonio Comincini.
Level Pro. Faccio anche vedere. Pro. Come gioca questo, ragazzi, però. Bravo. 30. Non si può dire niente a questo, sto giocando un tennis di primissima qualità. Un po' porco forse, ma... Dai, bravo, dai che anche lui può sbagliare, dai che anche Vico è un potentissimo uomo. Buono. Dai, dai, un po' di culo. Che sporo, che colpo ha fatto qua. No, che brutto, che brutto. Che brutto questo è set point. Facciamolo, dobbiamo vendere cara la pelle, come solo noi sappiamo fare. No, così però. Bravo. Gioca sul suo dritto. Oh, un altro mister, proviamo. No! Servono ace però. Beh, anche il dritto non è male, eh? No, è proprio forte questo. Sono 68esimo del mondo, ragazzi. Bello. Mamma mia, me ne sta dando di santa ragione, ragazzi, eh. Guarda come gioca! Questo è un gran colpo, anche mio. È bravo, Kuma, è stato bravo. Facciamo vendere cara la pelle. Buono! Dai che forse soffre il servizio esterno. Vediamo. No, sti errori come! 30-40. È che hanno trovato un punto debole forse. Dai che forse abbiamo trovato un punticino debole. Là che colpo, il come salva non so cosa. Ma qua la metto. Questo è un buon colpo. Dai. No, la salva anche questa. Ma che cazzo è? Cosa vuoi dire a sto uomo? Peccato, ho perso anche questa. Sarà durissima recuperare. Adesso proprio in alto mare. O si stanca un po' sto qua. Sì, è Tonga, no, beh, ovvio, no, Svizzera, sì, beh, Svizzera è un po' curiosa come cosa. Devo dare tutto adesso. Contropiede. Questo può diventare il nuovo numero 1, secondo me, eh. The receiver is challenging the call on the left near sideline. The ball was called out. The receiver has 2 challenges remaining. 30-15. Out questa. Meno male, meglio di no. Gran risposta. Dai, voglio vincere almeno un game però. Voglio vincere per i miei tifosi, cazzo, per l'Argentina con le tettone fuori, dai.
40-30. Mamma mia. E la prende tanto, la prende. Non ne sbaglia una, oh. Non ne sbaglia una. Niente da fare. Servo per rimanere in partita, io ci provo. Non vengono gli ace però. No. Dai, buono, buono. 30-11. Sta tanto bene fisicamente, concordo. Vaffanculo. Dai, meno un game, cazzo. No, cosa ha salvato? 30-15. Cosa salva quest'uomo, ragazzi? Mi devo giocare veramente al massimo, cioè, comunque non basta. No, doppio fallo adesso, no. 30-off. Prova a fare una finta. Tutte le salva, tutte le salva. 30-40. Match point. Vabbè, era difficilissimo. Tutte fuori ormai, tutte fuori, tutte fuori. Perdo nella maniera peggiore. 3-0, 3-0, saluto un giocatore che è molto, molto superiore. Dai, ci può stare, dai, che spero che uno così era difficile. Non ho ancora i parametri per poter vincere con questi. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, vince. Alla fine Bico. Ha vinto Bico alla fine? O no? Beh, che sparo, alla fine ha vinto Bico, quindi ho perso contro il campione, va benissimo. Allora, quanto abbiamo qua? 3000, direi di alzare il tagliato, dai. Tagliato e... no, altre robe non posso, quindi ciao. Allora, vediamo le classifiche. Veneziano è al numero 279 con 112 punti. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Allora, abbiamo tutti 500, 250. Ne abbiamo anche di roba. Quindi un 10.000 così di Bergamo. Oh, andiamo sul cemento. Dai, facciamo questo, questo è la nostra portata in Italia. Cioè la nostra portata forse un attimino meno impossibile. E dopo ci alleniamo un po'. Siamo contro il russo Il. Vediamo come speriamo di avere sfortuna nel sorteggio. 52. Ok. 62. Questo è un dritto un po' più forte, ma neanche. No, servizio dritto. Questo si può tranquillamente battere. Fa 176esimo del mondo, ok. Sì, sì. Assolutamente. Ok, mando qualche messaggino.
Ok. Dai che tra poco c'è la prima partita del torneo dello zoccolo duro. Oh, i Mangai! Grande Guy. Questa è la portata. Proviamo un'altra superficie. Siamo qui in casa a Bergamo. Ladies and No! gentlemen, Che welcome to bello! this first round Ciao meeting. Fioi! Please welcome the players Questa è as una they take figata. to the court. Però, no, che bello. Non sapevo che a Bergamo c'erano questi tornei. Cioè questi campi, però. Almeno lo facciamo così, dai, ci divertiamo. Questo è bello. Hanno fatto veramente una palazzetto di Bergamo con 1000 campi. Questo me lo godo. Che figata. Stupendo. Vabbè, se non pensiamo al campo, proprio veramente fatto da Dio. No. Fa le cose in grandi Bergamo. Ma che servizi di merda. Love 15. Hanno cambiato i servizi, c'erano resi più difficili secondo me. Attenzione però qua siamo su una superficie che è completamente diversa e si vede. È la superficie dove faccio più difficoltà, perché vado bene nell'erba, benino, nella terra bene, ma nel cemento di solito non bene. Quindi ragazzi supporto perché stiamo parlando di una superficie nuova, eh. Bellissimo sto colpo, lui si salva, ma adesso non può salvarsi, ancora adesso. Non è il cume della terra, si vede anche. Però dobbiamo abituarci, se no non faremo mai niente nelle altre superfici. Mamma mia. 15-30. Sì, sì, esiste veramente i tornei esistono tutti come città. Buono. 30. Non so se è fatto non so se è così, però sicuramente non ha un campo così grande a lato. Bello. Guarda come si salva. Yes. Ho bisogno di bianchini però, eh. Buono. Ok, roba nostra. Dai, questo comunque noi non siamo forti nel cemento, però questo è battibile. La salva proprio all'ultimo, bravo, bravo qua. La salva ancora. Sono stra in difficoltà, però sto salvando parecchi punti difficili. La sbaglia, buono. Questo è dritto lento, bene, bene. Mi piace quando mi dice queste cose. Comunque i tornei 80 sono... I 250... Aspettiamo un po', gli 80 o 60 se non ho visto quali... Questi sono sicuramente con gente più scarsa. Almeno nei primi turni. Però a Venezia lo facciamo il torneo, che voglio vincerlo, no! C'ho il cemento, ha ragione il mister, devo ambientarmi anche nelle altre superfici perché vedo una pallina completamente diversa, raga. Dai, fiori. Buona. Ci provo il pallonetto, cioè sul Futures, li prendono da qua, sono più forti, si fanno fregare molto meno. No, che brutto sto qua. No, sti errori! Mi sembra che ci sia anche Verona. Sì, sono quasi tutti i tornei a livello di città. Questo lo rende un gioco stupendo. La popola... stesso. Non ho capito questa. Perché il prossimo anno sono in Sardegna, forse. No, buono.
C'è proprio un bruttissimo game. Che culo. 15 left. I servizi sono impestatissimi adesso. Bello, finalmente. Dove sei, piccolo Paul, che vengo a trovarti io se sei più vicino? Vai, ne sto abusando troppo dello smorzato. Tantissimi errori proprio nel cemento, faccio tanta fatica. Tanta fatica nel cemento per Veneziano, proprio nel rimbalzo. Dai, dai, pian pianino. Che però la pallina è veramente retta, non so se l'ho notato anche voi dal video, ma ha veramente un grande, ha veramente un altro rimbalzo, allora Bologna ci vediamo sicuramente con un'amica se ciao ragazzi, ma si fa leccare il buchetto del culetto della norvegese. Thank you. Meno male. Love 15. Lo so, si vede. Ciao Lorenzo Rovere. Fifteen. 15 low. No. 13-15. Sto sbagliando tanto anch'io purtroppo. Buono. 30. Lo so. Lo so, bianchino mio. Ciao Lord 21. Buono. 34. Dai, cerchiamo di chiudere il primo set. Si può battere tranquillamente. Questa è una superficie che sta facendo molta fatica, proprio nei rimbalzi, non sono abituato, troppo a terra. No, questa è proprio una roba. Proprio brutto questo, questo è un grandissimo colpo. Se non erro una Veronica. Mamma mia che colpo da fenomeno. Come un po' fantoziano sul cemento. Può essere, può essere. Dai, chiudiamo sto set. Sì, è proprio lentissimo nel dritto. Questo è un bel colpo. Bello sto colpo qua, la salva bene. No, proviamo e poi. Challenging the ball on the right baseline. The ball was called out. Sì, sì, fuorissimo. The receiver has 2 challenges remaining. Juice. Voglio chiuderlo sto set. Bella. Ecco Francone. Riesco ad aprirmi tanto il campo sta superficie. Me lo apre lui, mi apre lui il culetto. Bello.
2-2. Bella partita. Qua so, sulla terra hai già vinto non so quanto con questo. Però devo allenarmi anche qua perché sennò non imparerò mai a giocare. Buono, dai che sbaglia tanto adesso. Ah. No, non l'ho capita questa. Bello sto colpo, ma la salva bene. No, tanti errori gratuiti. Proprio si vede che nei rimbalzi faccio molta fatica. No! Fuori. Doppio fallo inutile. Oh, Dio mio. Ehi, non ne arrivano neanche per sbaglio. Ora cosa salva? Yes. No. Bellissimo, dai 3-2. Ringrazio i 40 pazzoidi. Sono molto concentrato, raga, scusate. Questa è una partita importante, voglio far bene sul cemento. Tiro curioso di veneziano qua. Però lui sbaglia tanto. Io di più però. No! No, ma come scordinativo. Madonna, come sta giocando male. Sul suo servizio sta giocando malissimo. Che fatica sul cemento, raga. Che fatica sul cemento. Mi fa anche l'ace. 3-3. Quanta fatica, raga, mamma mia. Non arrivano più gli ace. Buono. Lo so, Bianchini, lo so. C'hai ragione, faccio fatica, devo abituarmi bene. Questo è buono, yes, bravo Kuma. Mini break. Mini break. Perché il tie break, sono fatto buoni tie break di solito. Bello questo, gran colpo. Riesco a portare a casa un ace. Buono, gran colpo. Bello, però anche è vero che ha fatto lo zoccolo duro. Chi dovevamo smettere che Milan, Juve
Inter, Napoli e Roma non erano selezionabili perché sono molto avvantaggiati quei porconi là. Però sono concentrato adesso. Bello! Batti alla sua destra. Stiamo dominando nel tie break e la cosa mi piace. No. Dai. Bello, salva bene lui. Grande ancora lui, io mi salvo. Bravi tutti e due. Qua un po' non la prendo benissimo. Svirgolata brutta. Grande Michael Lupi. Giochiamo semplice. Yes. Ciao Pippo Nicoletti. Yes. Blow job. Facciamo il primo set. Francesco Sidoti, l'uomo più curioso del calcio italiano. Dai che voglio portarla a casa. Dai. Bellissimo. Grazie Bianca. E un solo grido si alzerà. Bravi tutti e due, ma io di più. È un bel set, si ame. The Piccolo Amedeo. Brutto, bel servizio qua. Sarebbe importante breccarlo subito. Bellissima sta giocata. E lui chiaramente sbaglia, era di bella. Prova a servire il corpo. Tanto se lo brecchiamo sono dolori per lui. Me lo sono preparato qua. No, che tiro da cioccolataio. Sì, Dotti Bartolucci è veramente clamoroso. Che colpo. Stiamo giocando bene tutti e due adesso, però. Ma che colpo! It's incredible! Yes. Arrivano gli ace purtroppo. Buono. Guarda come stiamo giocando. No, vabbè. No, questo è da clip. Scambio epico. Mamma mia.
Che giocata di Veneziano. E anche... No, questa l'ho sbagliata. 40-15. Ci provo. Provo problemi con i servizi adesso. Non riesco a mirarli bene, hanno un po' cambiato qualcosa secondo me. Ciao. 2-0, secondo 7 sta crollando il rosso. Cosa ho sbagliato io? 15 left. Corri, Russo, corri. Beh, salvataggio, stanno giocando benissimo adesso. Bravo lui. Bravo. Bella partita comunque, eh. Bella partita. Ci provo. Merda. 40-15. No, che cazzo. Quiet, please. Calma, come non far cappelle adesso. Love 15. No! Ecco, apicella così, grazie Api. Senza un perché. Doppio fallo, momento brutto. Love 30. Calma sì. Ma che cazzo, però. Ai, se prendiamo sto game è brutta, Love 4. Is for Api. Spero, ma non sto facendo bene ho i servizi. Fallo. Calma. 15-4. Due a 2. Riportato in gioco il... Tanta fatica sul cemento per noi. Posso uscire al primo turno però. Ok. Grazie Api, grazie piccolo Api. Mamma mia. 15-30. Che colpo. Oh no. Attento come. Ottimo. Ottimo. Buono. Ciao Rocchino. Sono un po' teso, Dai, brecchiamolo.
Ecco le risposte. Vediamo se mi arriva qualche ace. Cazzo, che risposta. No, come l'ho fregato, che colpo. Che colpo. Ma quanti foul. Sì, deve essere così. Io più un gioco da terra, c'è poco da fare. 15 all. Quanti doppi falli, raga, però. Che colpo. Mamma mia, se veniva questo. Ma come sto giocando. Mamma mia, ragazzi. Apoteosi. Ciao, Neck. Apoteosi veneziana. Niente. Buono. Dai, 2 match point. 14-15. Mancano solo gli... Forse adesso l'Ace ci vuole un parametro più alto per farli belli a sto punto. Ma è che è giusto, ne facciamo anche troppi. Dai. Chiudiamo alla grande. Vinciamo 4-3, 4-2. Passiamo al primo turno di Bergamo. Ottimo. Mamma mia, che suada. Ok, ok, siamo contro l'albanese Ardinian. Siamo contro Ardinian. Questa è una bella sfida. Bergamo. Ok. Allora, il numero 57 come moi. Come moi. Vabbè, come caratteristiche fisiche ha messo meglio, sicuramente, come sempre. La prossima cosa che voglio migliorare... Io farei un'altra velocità e dopo cominciamo con i riflessi. Comunque è molto indietro rispetto a me. Servizio normale, dritto normale, sì, rovescio scandaloso, quindi direi di puntare tutto sul rovescio. Ok, buono. Ok. Tutti tecnici per lo SM cap. Dio mio. Ciao, Brap. Il mitico Brap. Dai, vecchio, su. Vai. Ladies and gentlemen, welcome to the second round men's match. Please welcome the players as they take to the court. C'è qualcosa che non quadra però, eh? No, devo togliere le scariche automatiche, devo scaricarlo io. Perché non può cambiare così in maniera clamorosa. C'è qualche piccolo errore, Beppe. C'è qualche piccolo errore. Per carità, carino anche questo, però c'è qualche piccolo errore. Sporo case, non capisco niente poi. Bene. No, mi sembra un bel mo', cazzo, non vedo niente. No, dai, non posso perdere così, però. 30 Non posso perdere così. Rome, poi è vero, adesso leggo.
Scusa un attimo. No, non esiste proprio. Non esiste. Ok, ok, scusate, ho tanto messaggio finché facciamo ste robe. Oh mia bella Madonnina, lei è tutta d'oro e piccina. Allora. Allora, cazzo, vediamo non so se posso, perché forse mi è scaduto l'abbonamento, cazzo. Spero si possa. Allora, vedi, Buenos Aires ce l'ho. Allora, comunità. Cerca nella comunità. Allora, facciamo sedi. Il nome contiene Bergamo. Vediamo se c'è qualcosa. Non c'è niente. Aspetta, come si chiama il torneo? Aspetta un attimo. Forse dobbiamo prima vedere come si chiama il torneo. No, cazzo. No, non ci credo, però. Mi tocca far per forza così. No, fiori, se non capisco niente, però. Vabbè. E allora ce l'abbiamo in the cool. Perdere così un torneo, però. Vabbè. Mi girano un po' le scatole perché cavolo, non vedo niente questo torneo qua. C'è questo campo qua. Ciao Gabriele. Ciao Pirozzi. Raga, non ho ancora molta autonomia, però sono veramente stanchino. E voglio un po' distendermi e pensare a Tognino nudo. Questa è la cosa che voglio fare. Vai, bello. Non vedo, c'è Roma, non vedo niente, no, non vedo niente. Non vedo niente, ragazzi. 40 left. Che bello perdere così un torneo. Chi è che poi ha pensato a un torneo così di merda a livello di colori? No, Vara, mi rifiuto di giocare così, cioè mi dà proprio fastidio. Scusate, ma... Mi dispiace, non ha proprio senso. Fa proprio male agli occhi. Ma cos'è? Ma perché? Ma non posso ritirarmi. Niente, allora perdo perché non riesco proprio a giocare così. Non puoi neanche ritirarti su sto gioco.
Ma mi sta dando una botta di sonno, fiori. Di quelle proprio brutte. Ho dormito un cazzo stanotte. Niente, lo farò per forza. Scusate, ma proprio non riesco. Beh, cerco di vincere veloce, grazie. Let's. First serve. Lo so. No, ma infatti, raga, cioè, adesso lascio vincere lui e perdo un torneo così, pazienza. Ceniamo un po' e poi vado a nanna, cioè vado a distendermi. Come cazzo fai a creare un campo così, mamma mia? Bravo. 40 love. Che bravo. Bravo. Dai, la guardo la partita insieme a voi di OSM. Se voglio perdere un torneo così. Non si vede. Sì, non è che devo perdere, non capisco niente, mi fa male gli occhi, cioè vedere il campo così. Ho sbagliato nello scaricare. Ok. E un solo grido si alzerà. Se non vinco con Arcangelo, mi cazzo Sì, non si capisce niente, dai. Solo che mi dispiace che perdo un torneo veramente. Devo andare avanti un po'. Vai. Bravo! È un come rendevole, un come incazzato, altro che. Love 15. E bravo Ardinian. Ok. Dai, vecchio, su. Love 40. Ok. Sì, vabbè, l'ansia, ma tanto quelli più forti hanno la possibilità di vincere, però non è molto giusto. Ok. Bello perdere così, vaffanculo, va.
Vaffancuore l'olio cuore, vaffancuore l'olio cuore, vaffancuore l'olio cuore. E Poleman è a Bologna, il Poleman è a Bologna, e Bologna è con Eman, tutto quanto gira intorno a Poleman. Ah, ok. Alla fine ha vinto Ardinian, quindi forse avrei perso comunque. Le impostazioni, scaricare le sedi anche no. Vediamo il torneo, no. Ciao, così te la voto. Ecco. Qua non facciamo niente. Allora, cronologia, Bergamo, Challenge Series. Ma questo però non c'è. Allora. Comunità. Tu. Bergamo. Vediamo. No, aspetta. No, non esiste, ora vaffanculo. Va bene, facciamo qualche allenamento, poi vado perché... Mamma mia, aspetta un attimo che mi è scritto anche il bode. Ok. Dopo voglio fare almeno un livello. Vediamo sta cazzo di partita. Vediamo sta partita insieme, vediamo se non vinco mi gira il cazzo, arrivo subito. Allora, un telefono anche schermo. Vi racconto la mia partita. Partita in corso. Ah, non puoi ancora vederla però. Porca puttana, sto arrivando che il temporale è forte, cazzo. E niente, allora. Niente, comunque raga, qua sta arrivando anche il temporale, farei proprio due allenamenti e stacco. Allora. Non mi interessa, cazzo vuoi. Vai, formazione, avanza, ciao. Dritto top spin, ciao. Bravo Bianchini, se faccio anch'io un po' di allenamento, poi raga, mi ritiro. Volevo fare una piccola live anche per salutare tutti, perché era un po' che non registravo. Mi prendo un po' così, faccio tante cose, tra lavoro, amici, fanciulla, quindi è normale, insomma. Ciao Bianchini, ciao caro. Tanto sono sicuro, cioè Arcangelo, il classico stronzone, vince 92-0 Arcangelo. Bravo Arcangelo e bravo Arc. Ok.
Metto dritto top spin. No, aspetta. Se non mi capisco. Oh, calma, non mi... Ok. 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 Si vede che per gli allenamenti mi serve. Sto facendo No, no, ma sono abbastanza schifo. Devo un po' riprendere la mano, sugli allenamenti. Mamma mia. Che pippona obesa. Ok. Ok, so già so. Ciao piccola Amedeo. Ciao Barbara, che però sicuramente sarà un uomo. Scusa, dov'è il target? Dove sei, target? Ci devo... Ah, no, devo metterla non nel robo rosso forse, ma non mi sembra tanto normale. Cosa devo fare? No, raga, panico. Cosa devo... Ragazzi, mi aiutate perché non lo so. Ma che minchia devo fare? Sembrerebbe di sì. Ma che palle, oh. Grazie. No, grazie. Madonna, che giornata. Che palle. Allora, la formazione. Facciamo uno più semplice, dai, rovescio, piatto. Ti lampeggia poco prima, boh, mi non ho mica visto io. Siamo un po' più semplice questo, perché vorrei chiudere il livello e poi mettermi in divano pensando a Evan e Tognini insieme. Non c'è il Togno per me. Sta arrivando il temporale che ha portato Totognin. È un bambino cucurioso, è il bambino curiosone. Questo è il piccolo Tognin, un bambino curiosone, che ama la follia, Eyman. Grazie, Eyman, grazie, Guy. Successo, no, quello non è successo? Successo. Boom. 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 Successo. Oh, cazzo, che piccoletto. È piccoletto. Buono. Iper buono. Super buono. Meraviglioso. Iper mega bello. Very good.
Ok, ok. Molto good. Ok. Allora. Siamo a livello 29. No. Ci aumentiamo la velocità. Ok. Allora, la prossima però direi di fare i riflessi. Con la prossima andiamo a fare i riflessi perché siamo abbastanza scandalosi. Ancora, non lo voglio. La prossima ci spariamo. Riposo. Ok. Il Prove Challenge anche no. Abbiamo 1000. Direi di no. Siamo al 152esimi, troppo 80, terra battuta, 25, 15. Potremmo provare l'Hill International, ok. Però vediamo se possiamo, se c'è magari un torneo già scaricato. Allora, accademia. Noi giocatori, comunità. Lille International. Lille International. Vediamo se c'è qualcosa. Non c'è niente, allora pazienza. Va buon raga, direi che possiamo anche chiudere qua. E ripartiamo con contro il ceco Empelstall, Lille International, Cemento. Speriamo di fare un buon torneo. La classifica ci vede comunque 252esimi del mondo con 119 punti, quindi non siamo messi male. Se guardiamo, il numero 1 è Novak, poi Nadal, Zverev, Thiem, Federer cala in maniera clamorosa, Fognin forse sale, tutto molto bello, ma manca il culo. Vediamo quello di Bico, 31esimo Steven Bico, ragazzi. Cioè, abbiamo perso contro un grande, Buono raga, buono raga. Raga, notte a tutti, un saluto meraviglioso, vi voglio un bene dell'anima. Siete bellissimi, chiaramente ringrazio Api che è un drogato marcio meraviglioso, ringrazio tutti, mi dispiace non aver visto Agi, speriamo di rivederlo presto. Un baciotto a tutti, viva Eyman e vi saluto con questa cosa. Paul e Mangai. Paolo, uomo ciao. Tu sei tutto quello che vogliamo. Però adesso è una cosa del genere, quindi sei solo un Rocket League, Paul. Ciao, fioi. Ciao. Piccolo Guy.